Siamo con Don Angelo Chillura presso la Chiesa Madre di Aragona. Don Angelo, oggi inizia la novena del Santo Natale e tutte le tradizioni che Aragona si porta con sé. Oggi incomincia la novena, 9 giorni in preparazione alla festa del Natale, della nascita del Figlio di Dio, ecco Gesù, il Figlio di Dio che si fa uomo. E anche ad Aragona questa tradizione è molto sentita, pur trovandoci in un periodo di restrizione a motivo del Covid. Non vogliamo noi bloccare le attività, non vogliamo sospendere niente, anche se in maniera ridotta, vogliamo fare tutto quello che da secoli si fa. Quindi i canti di Nanna Red, che qui ad Aragona sono un elemento caratteristico, questi canti tradizionali bellissimi, meravigliosi, che toccano il cuore, che veramente commuovono, cantati davanti a queste edicole che le famiglie fanno a casa, ma sono centinaia e centinaia, credo un 400 edicole ad Aragona che vengono realizzate proprio sulle facciate delle case, e poi le novene nelle chiese. E in ogni chiesa tutti quanti realizziamo i presepi, e quest'anno in Chiesa Madre, con la collaborazione di tanti parrocchiani, si è realizzato questo artistico, bello e bel presepe con le statue di cartapesta che risalgono a 200 anni fa. Statue che rappresentano la Madonna, San Giuseppe, il bambino e poi i personaggi del mondo agricolo. E tutto questo è inserito in un contesto in cui vengono esposti quegli attrezzi che venivano utilizzati nella campagna o utilizzati a casa. E per tanti è un tuffo nel passato, per tante persone che hanno vissuto questa fase della storia è un tuffo nel passato. E quindi un presepe che merita di essere visto. Quale messaggio vuole lanciare Don Angelo Chillura, ben voluto qui ad Aragona, agli aragonesi? Vogliamo dare un messaggio che è il messaggio cristiano. Il Dio cristiano è il Dio della speranza, il Dio della forza, cioè la nascita di Gesù è un messaggio di speranza. In una umanità piena di peccato, di malvagità, di cattiveria, Dio decide di far nascere il suo figlio. C'erano tutti i motivi per poter tenere a distanza l'umanità, punire, condannare l'umanità, invece questo Dio manda il suo figlio nel mondo per dire: io ti voglio bene, tu sei creatura delle mie mani, io mi prendo cura di te, ti voglio salvare e liberare. E penso che la speranza è una delle qualità, delle virtù che caratterizza il cristianesimo. Ecco, sperare perché il Dio è sempre più forte di ogni male. Questo è un messaggio. Poi come altro messaggio, noi gli aragonesi, specialmente quelli che stanno fuori, quest'anno vogliamo offrire la possibilità di sentire quei canti tradizionali. Tramite una diretta che faremo in Facebook, noi trasmetteremo, faremo sentire la novena ogni sera che si farà nella chiesa, sia cantando i canti tradizionali Nanna Red, sia cantando quei canti natalizi che creano anche quel clima meraviglioso che abbiamo sempre vissuto tutti quanti, e vogliamo in questa maniera offrire agli aragonesi che stanno fuori, io dico, un po' d'aria di casa. Ecco, ma è un modo per dire: vi pensiamo, facciamo questo piccolo gesto, facciamo questa scelta per dire siamo legati a voi, vicino a voi.